cacca a palline di pecora. Dottoressa, io quando vado in bagno faccio le palline della pecora. Benissimo, sei stitico, hai un intestino un po' pigro, probabilmente ti idrati male, ti idrati poco, probabilmente hai una problematica di disbiosi intestinale, molto probabilmente, mangi qualcosa che ti infiamma, che non lo sai perché come è successo l'altra volta, no dottoressa io mangio bene, cioè mangio antinfiammatorio, sentiamo che mangi, no io mangio la pasta integrale, il biscotto integrale, il pane integrale, ma che mangi bene, non è per niente antinfiammatorio quello che mangi perché è a base di frumento, quindi un glutine pesante e non è detto che lo devi eliminare, non sto dicendo che lo devi eliminare, assolutamente lungi da me eliminare il glutine, ma cambia, farro per esempio, mangiare il pane o la pasta di farro potrebbe essere una grande soluzione perché cambi il glutine, diciamo, non è pesante come quello del frumento e poi devi essere vario, se tu mangi sempre l'integrale, quell'integrale ti può infiammare, quindi a livello intestinale poi può esserci anche una problematica meccanica, quindi se tu mangi diciamo pressoché